La sugna ce l'hai messa? Come no? Oggi mi c'è la sogna. Pomodoro e basta. Del tuo non ci mettere più niente perché ci devi mettere questo. Questo? Questo qua. Dai padrone, guardate un po' maestro che ha portato qua. Che ho portato? Ho portato l'imbottitura per cazzone. La salumeria sana sana. Maestro, allora io mi dovessi offendere. Ma perché scusate, donna Carmen, quello che ci avete portato ieri sera, o cazzone che ci avete portato ieri sera, si poteva chiamare così? No, perché? No, non ci stava niente dentro. Sì. E qua possono mangiare per lo meno 10 persone. Hai il mare criato. E accomodatevi. Oh, che mangi accomodato? Che vogliamo scherzare? Ma accomoda e lascio qua. Oh, chi è capace che sopporta la casa? Sì. No, ma io non pazziate. Io ti conosco. Vabbè, ecco qua, guarda, provolo, mozzarella, prosciutto, salato. Aspetta un momento. Un po' di origano ce lo mettiamo. Don Pasqualino, mi meraviglio di voi. E quando mai si è messa la regata dentro il calzone? Come la chiamate? Ossigeno? No, che ossigeno? Origano. Ah, rega, origano. Vabbè, Don Pasqualino, se ce lo volete mettere quello, come l'avete chiamato voi, come si chiama? Origano, donna Carmen, origano. Pigliatevelo voi stessi, ci stanno 4 mazzi appesi. Allora ce lo mettiamo, Ma che No, no, non c'è più tempo, oramai è quasi pronto. Accomodato, accomodato. Che devi fare? Accomodato perché ci Accomodato. Si mette l'origano dentro la casona. Ha ragione, maestro, non ti metti. Ma non signor, l'origano si mette sulla pizza. Bravo, maestro. La pizza che la pomarola con l'olio, allora ci si mette Io l'ho l'origano. messo pure nel calzo. E hai sbagliato. Non l'ho Per cortesia, sbagliato portateci mezzo litro di vino, Vabbè, donna Carmen. Hai sbagliato. Ma no, signore. Lasciati servire. Ma vi dico, lei l'ho mangiato con Ecco, E hai smanciato male. Poi vedrai che cosa succede. Tu non sai. penso lì. Sentite, abbiate pazienza. No, è inutile che accordate, scusate, vogliamo mangiare in pace, noi stiamo suonando dalla mattina alla sera. Ecco, stanno 10 lire. Arrivederci, buona serata, buona serata. Ecco, qui siamo sulla questo è casone, vai qua, questo è casone. Donna Carmela, favorite? Buon appetito, buona salute. Un pezzettino. Ma vi prego, mangiate, buon appetito. Non insistere, vai qua, io tengo fame. Quello è capace che accetti per il suo casone. Per l'educazione. Non ti incaricare, lascia stare. Canderò, io penso a te, io penso a te, io penso a te. Ma non è meglio che pensi alla salute. E pensi pure a te. No, a me fammi la cortesia, non mi pensare perché a me ci sta chi mi pensa. Te, qua stanno 5 lire, state buono. Grazie eccellenza, signorina, che cuore nobile che avete. Hai dato una gomma onnomata. Grazie signorina, grazie, che bella cosa, 5 lire. 5 lire! Si sente la mancanza dell'origano. Ascolta, tu non capisci, vabbè, non lo capisci. Tu di chi? Ma che vogliamo scherzare? Buono, buonissimo, ma si sente la mancanza. Non ci papà. Sì. Senti, papà, fateci la cortesia. Ma se viaggia che c'è buona giornata. Senti, papà. Bravo, arrivederci. Grazie assai. Buona serata. Non va abbastanza ringraziato, signore. Puzzate che la paziente no, fare quello che dite. Adesso non trovo più, signora, così. Ma c'è stata una bella canzone. No, per carità. Ho belloccio di Ma fatto. qua bellocchio ma che tutti qua vengono questi posseggiatori, non ci stanno più pizzerie a Napoli. Ma che è qua? Vieni qua, sto marito. Niente, è un topolino, facete tanta quindi per una cosa in niente. Come facciamo io? Una cosa da niente, vogliamo fare il prezzo. Io mi metto paura, io lo facciamo io. No, quello è come se fosse di famiglia, capite? Quello sapete che fa? Ogni tanto a quest'ora esce va a prendere una boccata d'aria. Si va a fare la passeggiatina, si va a fare. Proprio 5-6 minuti e poi se ne torna a casa. E dove abita? A via Chiaia. No, Langop. Ah, ho corso. Quale corso? A dove? In da Regata. Si è fatto il nido. Pasquale, tu volevi mettere l'origano dentro il casone, ovvero no? Ti voglio bene, è stato cielo, buttavamo tutto l'imbottitura. Sì, il topolino l'incanto e a sapere mi portava la A casa. sapere lo portava la casa. L'origano, lasciava a me, tu non la puoi affidare, questo te lo dico. Te lo dice l'amico tuo.
E coppia mia, Janna, Janna, coppia mia, Janna, Janna, coppia mia, Lasciateci mangiare in pace. e coppia mia. Lasciate, vogliamo mangiare in pace. E come ve lo dobbiamo dire? Lasciateci mangiare. Ma pure noi dobbiamo mangiare. E che allora sì, a noi no. Ma che cosa? Oh, ma come? Quelli ci hanno detto che qui dentro c'è un signore mezzo pazzo Eh. che per non sentire di suonare ci dava 5 lire ciascuno. Ah sì, Lascia. Un pazzo sta là, e questo è il pazzo. Suonato. Me ne va, e poi dici che Napoli non è un incanto. Sì, ma te spicci tu a chi si no, poi.